happy days, proprio happy days, al di d'un Nadal, ma rompi un po' i bal, a mangiame un animal, very bad happy days. Frangi, vieni, che lo zio Domenico Agnello sta mettendo gli strufoli in coppa a un fuoco di Natale. No, dai, nonna, sto cercando una roba in tele. Che cerchi? Il segreto? La storia finita? Fandaghirò? Cerchi happy days, ma telge mai, snappa da più, d'una poltrona pardù, le dari giù, non t'amme happy days. Since happy days, dervi regai un deodorant, un CD di ignorant, una TV on demand, per guarda happy days, oh happy days. Ehi, ma c'è un sacco di altra roba su questo TV. Big Bang Theory, Walking Dead, Stranger Things e Breaking Bad, House of Cards e Game of Thrones, Doctor Who, Simpson Lost. Piaciuto il regalo a nonna, Grazie, nonna. Bravo guaglione, bravo, adesso scansati che guardiamo insieme il Netflix. Madar sedie ed happy days, millurmenti ed happy days, bonta in banco un happy days, sadet lì, sedet chi, guardale insieme a me. Senza parendo ma col my happy days. Allora, dovete sapere, cari ascoltatori, che Natale è la mia festa preferita di tutte le feste di Dio che manda in terra Dio. Perché? Per 3 motivi. 3 sono le cose che piacciono a me. E sono gli strufoli di mio figlio Domenico Agnello, che è tanto è bravo a fare gli strufoli, li mette sul fuoco, prendono fuoco, sono più buoni incendiati, sono buoni con la carbonella. Poi, il mio nipote Gianfranco, che io chiamo Frangi, che viene in coppa a casa mia, si spiazza sul divano, si spalla tutto quanto e guarda televisione, guarda quelle cose che guardano i giovani col sesso e la droga.
E poi la mia cosa preferita sono gli ignoranti, che mi chiamano tutti gli anni per fare la loro stupida canzone. Io sono contento perché io non capisco le loro canzoni, ma sono sicuro che sono molto volgari.